Questo video è per chi sti malata che in una piazza famosissima di Napoli, senza buon senso e pudore, a pensare che ci potevano essere bambini, anziani, sì, hanno consumato un atto sessuale. Guardate a sti di zuzze che poi già sfugò. Signori, è tutto. Questo è proprio da Brigata Togliatti, signore. Un po' di tutto? Vai! Questo farà successo comunque, sulla brigata farà un successo. Ma dico io, ovvero che stiamo sotto per l'esame, ma avete sbagliato proprio orale, frate mio. Cioè, ma che stiamo perdendo i sensi? Sti lui tutto ubriaco a fare sti malattie là in mezzo annanzi a giù, bambini, anziani. Ma chi sta oltre a 20 tendenze sanno pippo da pure via. Cioè io alzo proprio le mani. Eppure che la gente che fa partire ora sotto che manca quando pirla facetto un passaggio penetrante a grosso. Ma che penetrante e grosso c'è sta nata cosa? Ma dico io. E lo dico pure da napoletano e mi vergogno per questi episodi che infangano la mia città, che fa tanto per togliersi di dosso lo sporco che giornali e persone di altri paesi ci buttano addosso, e un po' ne vanno cercando per calugnarci. Già ci tengono in coppa la lingua, chiuraciuci che stangulla is. E poi dico, una piazza così enorme, è piena di gente, ma una guardia, una sicurezza, ma dove cazzo sta? È successo questo episodio, potevano succederne altri gravi, visto che comunque è frequentato da ragazzi ubriachi e non c'è una mazza di sicurezza, di soccorso. Ma poi chi che ripigliano con il cellulare? Ma ripigliatele con un sicchero acqua fredda e vedrete come si ripigliano. Accanto a ma chiamate i guardi, chiamate la polizia. Ma che vergogna, che scorno, soprattutto per i sobri. Con loro ma la piglia, cioè non è arrivato nessuno. La guaglione è arrivato. Chi là sotto poi. Che manca quando Peppino l'idraulico spili i tubi. Che manca quando Tonino Carrucci abbascia a me fugagno ruglie. Ma guardi, io non tengo parole. Io voglio che moralisti che giustificano questi comportamenti soltanto per divertimento, perché l'alcol, come se fosse un alibi per delinquere, a fare così schifo. Spero che questo video vada a chi fa finta di niente, perché se due persone possono fare tutto ciò senza essere disturbati, immaginate il tempo che potrebbero aver avuto dei ragazzi per ammazzarsi e per pestarsi. Ma ora siamo arrivati, e chissà divertimento. Annanzi a creature anziane che potevano passare, o turisti. Ma come possiamo stare tranquilli e passare una serata se non ci sta sicurezza? Napoli va a puttana e non è solo un senso figurato. Int sta a piazza, a San Domenico, a San Mette Scuorn. E voi due malati, che avete fatto quello che avete fatto a San Domenico, volesse dire spero che San Domenico ce la metta a mano. Ma non mi sembra il caso. Ma se ce l'essa mette, spero a pugno chiuso e con tutta la cazzimma.